Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. ...51 persone arrestate a Catanzaro da polizia e carabinieri nel corso dell'operazione denominata Assalto di Passo, disarticolata una presunta organizzazione che voleva riproporre in città il modello Scampia. Una vera e propria holding della droga, quella smantellata oggi. L'organizzazione catanzarese era ritenuta affidabile dall''ndrangheta Regina Gratteri, un'indagine che toglie una cappa alla città. Si allarga l'inchiesta sui falsi diplomi. Dal computer dello stampatore sarebbe emerso un lungo elenco di nomi, prof che avrebbero comprato falsi titoli per accedere all'insegnamento. Truffa e falso all'ASP di Cosenza. Si conclude con 25 condanne il processo scaturito dall'inchiesta Ippocrate sui falsi invalidi, 41 imputati salvi grazie alla prescrizione. Il prefetto di Cosenza ha nominato la commissione d'accesso al comune di Colosimi. La decisione fa seguito all'operazione Stige. 500 milioni di euro spesi per la trasversale delle Serre, strada però mai ultimata. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, che apriamo con una notizia di cronaca. Arriva dal Cosentino. Sono stati i vigili del fuoco ad individuare il corpo di un uomo senza vita in un dirupo sulla strada statale 107 Silana Crotonese. Il cadavere, recuperato dai soccorritori, era in fondo al viadotto nei pressi della Crocetta. Sul luogo i carabinieri, i militari erano stati allertati, pare, dalla famiglia. Si tratterebbe di un suicidio. Sulla SS 107 il traffico ha subito rallentamenti. E torniamo invece alla notizia che avete sentito dai nostri titoli. Volevano riproporre a Catanzaro il modello Scampia. Le 51 persone arrestate nel corso dell'operazione congiunta di polizia e carabinieri denominata Assalto di Passo, smantellata un'organizzazione che aveva il monopolio dello spaccio di droga in città. Isabella Roccamo. 500 tra poliziotti e carabinieri impegnati nel blitz che alle prime luci dell'alba ha portato all'arresto di 51 persone. L'operazione denominata Assalto di Passo ha disarticolato una potente organizzazione criminale che aveva il monopolio dello spaccio a Catanzaro, un sodalizio che operava nella zona sud della città e che controllava il mercato della droga, dalla produzione al traffico fino allo spaccio. L'operazione coordinata dalla DDA racchiude vari filoni di indagini condotte separatamente dal nucleo investigazioni dei carabinieri di Catanzaro e dalla squadra mobile della questura del capoluogo. Nel corso dell'attività investigativa gli inquirenti hanno documentato diversi episodi di spaccio, filmando con telecamere nascoste quanto accadeva in alcune zone della città capoluogo. Importanti le intercettazioni telefoniche e ambientali. Ecco alcune delle conversazioni captate dagli investigatori. Quanti grammi che c'è da Gianluca? Come si vede per fioia? Ci c'è Gianluca, cosa? Minuto e mie, che ci vede da Gianluca? Quando ti portavo, ero qui che la marina ed è già grande. Oh Mimmo, va via lì, per favore, t'hai detto qua, o c'è dalla chiesa d'Uccelletta. Quella disarticolata oggi era, secondo gli inquirenti, una vera e propria holding dello spaccio, con stretti legami per quanto attiene ai canali di approvvigionamento con potenti famiglie di 'ndrangheta della Locride e del Crotonese, un'organizzazione criminale suddivisa in 3 livelli: fornitori, grossisti e spacciatori al minuto, un sodalizio che voleva riproporre in città il modello Scampia, come si evince da questa intercettazione. Se muove buono, ci muove come Scampia, mamma mia, vedete un reportage, ha paura, ma ha paura davvero delle Scampia, ha paura. Manco ci passa per l'anticamera dei sbirri, cioè capisci? Dei portoni, picchiano un palazzo, o chiudono, opportuno, no? O vedi opportuno, come che isso? Hanno un buco e vendono da droga, i drogati un vedono in faccia, e sbirri un vedono in faccia, e vendono. Ora c'è una sentinella, ora che quando veda che fanno uno sbirro o una pattuglia hanno rischio.
Una peculiare modalità operativa del gruppo è risultata essere la cessione in conto vendita delle sostanze stupefacenti, il cui regolare pagamento era garantito dalla forza di intimidazione esercitata dal sodalizio sugli spacciatori al dettaglio e sui consumatori. Numerosi arresti e sequestri di droga erano stati eseguiti nel corso dell'inchiesta, che si avvalsa anche delle dichiarazioni di uno dei capi del sodalizio, Santino Mirarchi, divenuto collaboratore di giustizia nel 2016, dichiarazioni che hanno arricchito e completato il quadro probatorio acquisito nel corso delle indagini tecniche delle forze dell'ordine. E i dettagli dell'operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa. È stato sottolineato il peso dell'organizzazione, che era ritenuta affidabile dall''ndrangheta reggina. La droga veniva smerciata anche davanti alle scuole. Vediamo. Un'indagine che toglie una cappa alla città. Queste le parole del procuratore Gratteri nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli dell'operazione Salto di Passo, un'organizzazione, quella catanzarese, ritenuta affidabile dall''ndrangheta reggina. Questa organizzazione si riforniva da un''ndrangheta di serie A, come Pizzata di San Luca, come dal Crotonese, come da Gioiosa Ionica, quindi vuol dire che era un'organizzazione ritenuta affidabile, perché altrimenti quel tipo di soggetti non avrebbe venduto la cocaina, eroina e hashish. Siamo soddisfatti perché abbiamo bisogno anche di questo tipo di indagini, non solo i grandi traffici internazionali, non solo le operazioni da 2, 3, 5, 8 tonnellate, ma anche tagliare la vendita al dettaglio, perché noi dobbiamo preoccuparci anche della sicurezza e della vivibilità delle famiglie e dei cittadini in genere. L'organizzazione smantellata oggi aveva il monopolio dello spaccio di cocaina, eroina e hashish, droga che veniva smerciata anche davanti alle scuole. Ci sono dei minori che sono coinvolti nella commercializzazione della sostanza stupefacente, quindi l'importanza è proprio quella di incidere su quelle associazioni tipo queste che controllano il territorio nella distribuzione di ogni tipo di sostanza stupefacente. Sarebbe importante discutere all'interno delle scuole di questa pervasiva offerta, cui corrisponde evidentemente la domanda di stupefacente, perché sarebbe proprio il caso di andare a puntare il dito a quelli che sono i danni che per la formazione, per un ragazzo conseguono anche al fumare marijuana, che crea dipendenza. L'Associazione Libera Toscana in una nota esprime preoccupazione per le infiltrazioni dell''ndrangheta evidenziate nell'inchiesta congiunta di Guardia di Finanza e Carabinieri, che ha portato ieri all'arresto di 14 persone tra Reggio Calabria e Firenze. Vediamo. I dirigenti di Libera Toscana manifestano preoccupazione per quanto sta accadendo nella loro regione, dove il fenomeno 'ndrangheta sembra avere attecchito. L'operazione, scattata ieri a seguito di 2 distinte indagini di Guardia di Finanza e Carabinieri, denominate Vello d'Oro e Martingala, e che ha portato all'arresto di 14 persone, 27 fermi e al sequestro di beni per un valore complessivo di 100 milioni di euro, ha dimostrato l'accordo scellerato tra i boss delle cosche Nirta Strangio, Araniti e Piromalli e alcuni imprenditori toscani allettati dall'idea di facili guadagni attraverso l'usura, il riciclaggio di denaro e altri gravissimi reati. I dirigenti di Libera non ci stanno e temono, come scrivono in una nota, che il tessuto della loro terra venga inquinato. Un'ipotesi che vogliono allontanare facendo appello alla classe dirigente, alle istituzioni, al mondo imprenditoriale e associazionistico affinché facciano reale presidio. Bisogna prendere coscienza, scrivono, che molto deve essere ancora fatto, e in questa direzione il prossimo 21 marzo, in occasione della giornata del ricordo delle vittime di mafia, che quest'anno si svolgerà a Pisa, Libera chiamerà a raccolta tutti coloro che concretamente hanno intenzione di dire no alle mafie. Impensabile, scrivono, che da sole forze dell'ordine e magistratura possano estirpare il fenomeno mafioso. Secondo l'associazione, da alcuni mesi si ha notizia di indagini su tentativi di infiltrazioni da parte dell''ndrangheta e l'operazione di ieri appare confermativa, visto il coinvolgimento di imprese toscane, di come l''ndrangheta voglia scardinare l'economia di una regione famosa in tutto il mondo
noto solo per la sua storia e i tesori architettonici. È grave quanto accade e i dirigenti di Libera affermano: non si può non essere preoccupati. Si allarga l'inchiesta sui falsi diplomi. Dal computer dello stampatore sarebbe emerso un lungo elenco di nomi e di professori che avrebbero comprato falsi titoli per accedere all'insegnamento e che rischiano, secondo il dirigente della PT di Cosenza, il licenziamento e in alcuni casi l'esclusione dalle graduatorie. Vediamo. È destinata ad allargarsi l'inchiesta sui falsi insegnanti coordinata dalla Procura di Cosenza e che lo scorso 8 novembre ha portato i carabinieri ad effettuare numerose perquisizioni in diverse scuole della provincia Abruzia. L'indagine che ha portato all'individuazione e alla successiva espulsione dalle graduatorie di 35 docenti si arricchisce di ulteriori particolari. Infatti, dai controlli effettuati sui PC dello stampatore dei falsi attestati, l'elenco di nomi si allunga. Parrebbe che il fenomeno non sia limitato a 35 persone, ma conosca ulteriori soggetti interessati. Ovviamente parliamo di un fenomeno che sta assumendo toni nelle sue indicazioni quantitative abbastanza preoccupanti, perché sono diversi soggetti che parrebbero essere interessati da questa attività di indebito utilizzo di titoli falsi. Ovviamente è un fenomeno che non può essere confinato alla provincia di Cosenza, perché almeno potenzialmente queste persone, i soggetti interessati, possono spendere questi titoli anche fuori provincia, anche fuori regione, e quindi chiaramente gli accertamenti avranno il loro corso, perché si tratta di un'attività assolutamente complessa che sta vedendo l'Arma dei Carabinieri e la Procura della Repubblica straordinariamente impegnati. Titoli che riguardano anche insegnanti di sostegno, ma che non interessa solo la nostra regione. Infatti gli inquirenti stanno passando al setaccio gli uffici scolastici dell'intera penisola. Questo fenomeno è lungi dall'essere, diciamo così, ristretto alla nostra provincia, ma appunto abbraccia una serie di situazioni che vanno ben oltre anche la nostra regione. Ma cosa rischiano i falsi insegnanti? Per l'aspetto amministrativo scolastico chiaramente sono persone che, se sono di ruolo, sono passibili di licenziamento. Se si tratta invece di persone legate all'istituzione scolastica da un rapporto di impiego a tempo determinato, nel caso in cui insegnano si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso invece in cui sono inseriti in graduatoria ma non hanno ancora prestato attività di insegnamento si procede al depennamento dalla graduatoria. Ancora per la cronaca, certificati di invalidità ottenuti grazie a procedure irregolari effettuate da medici, funzionari e impiegati compiacenti. 9 anni fa scoppiò il caso Ippocrate, ieri le sentenze di primo grado e le assoluzioni. Intanto la prescrizione ha evitato guai a decine di persone. Vediamo. Visite inesistenti o fatte in modo superficiale per favorire l'attribuzione dello status di invalido o per il rinnovo di patenti, ma anche assenze ingiustificate dal posto di lavoro. Era questo lo scenario descritto dall'operazione Ippocrate, partita ben 9 anni fa nel distretto sanitario di Rende. Adesso il primo punto fermo, la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Cosenza, che ha condannato 25 persone delle 32 sotto processo, medici, funzionari e impiegati amministrativi dell'ASP, sui quali si erano posate le telecamere della polizia stradale che avevano evidenziato situazioni molto sospette da accertare. Le commissioni si sarebbero riunite con un solo componente che, dopo aver eseguito la visita del soggetto richiedente, avrebbe riconosciuto l'invalidità senza una regolare procedura di controllo. Per gli imputati erano state chieste pene variabili dai 3 anni e mezzo agli 8 mesi di carcere per le ipotesi di falso ideologico in atto pubblico, mentre per le 42 persone accusate di truffa è scattata la prescrizione che ha dato motivo ai legali di chiedere il nuovo luogo a procedere. Le pene inflitte non vanno oltre 2 anni, 4 le assoluzioni. E c'è una notizia battuta dalle agenzie di stampa, la vediamo insieme. La Giunta regionale della Calabria, su proposta del Presidente, ha autorizzato la costituzione di parte civile nel procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro a carico di Luca Mannarino, ex presidente di Fincalabra, società in house della Regione per l'attuazione delle politiche di sviluppo economico. Mannarino, secondo l'accusa, avrebbe distratto da fine agosto a metà novembre del
del 2015, fondi comunitari per un valore di 46.350.000 euro. Fondi, è detto nel comunicato, che erano stati affidati in gestione a Fincalabra e che erano vincolati esclusivamente al finanziamento di progetti presentati da piccole e medie imprese. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Il prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao, su delega del Ministro dell'Interno, ha nominato una commissione di accesso al comune di Colosimi. La decisione fa seguito all'operazione Stige condotta contro cosche di 'ndrangheta del Crotonese che esercitavano la loro influenza anche su alcuni comuni del Cosentino. La commissione dovrà accertare eventuali elementi di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di amministratori e dipendenti dell'ente. Una truffa ai danni dell'INPS è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Coriano Calabro a conclusione di un'indagine coordinata dalla Procura di Castrovilla, compiuta da una ditta individuale e da una società cooperativa mediante 210 false assunzioni con un danno per oltre 350.000 euro. L'impresa presentava falsi contratti di affitto di terreni di soggetti completamente estranei alla truffa, oltre a denunce aziendali trimestrali fasulle attestanti l'impiego di operai mai avvenuto. Il rappresentante legale dell'impresa e della cooperativa è stato denunciato per truffa aggravata e falso, i 210 falsi braccianti per truffa aggravata. Attimi di paura, ma fortunatamente nessun ferito stamani alla Mezzia Terme per un albero d'alto fusto che si è abbattuto sulla sede stradale, poggiandosi sulla facciata laterale di un palazzo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, impegnati a rimuovere la pianta e a mettere in sicurezza l'edificio. Fissato al prossimo 4 aprile il giudizio definitivo per l'ex governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti per peculato e abuso d'ufficio nel caso Fallara, dirigente settore finanza morta suicida nel dicembre del 2010. Saranno i giudici della Suprema Corte della Quinta Sezione Penale a confermare o rigettare la condanna inflitta in appello a 5 anni per Scopelliti e le altre persone coinvolte. Nel Vibonese adesso per parlare dell'ennesima incompiuta, 500 milioni di euro spesi per la trasversale delle Serre, ma la strada non è stata mai ultimata. Vediamo. È una storia infinita, anni di sviluppo mancato e negato per quella superstrada che avrebbe dovuto collegare i due poli estremi di Soverato in provincia di Catanzaro e Tropea in provincia di Vibo Valentia, attraversando tutto l'entroterra delle preserre delle Serre. Nonostante una pioggia incessante di soldi caduta negli anni, lo scenario è tuttora desolante. La trasversale delle Serre, concepita alla metà degli anni 90 come un asse strategico di sviluppo per la Calabria media, rimane una vicenda irrisolta. Fiumi di carte, convegni e parole hanno impegnato interi decenni fin dall'apertura dei primi cantieri. Da quel momento è iniziata l'epopea di questa superstrada, tra ditte fallite, operai senza stipendio, cantieri aperti e chiusi, lavori infiniti. Successive rimodulazioni hanno notevolmente ridotto il tragitto. Non si arriverà più a Tropea, ma solo all'imbocco dell'autostrada attraverso un nuovo svincolo, quello di Vazzano, ancora oggi chiuso al traffico. In totale, lungo l'intero tracciato tra il Vibonese e la provincia di Catanzaro, sono stati spesi oltre 500 milioni di euro. La trasversale delle Serre, con le sue lungaggini e il suo destino di eterna incompiuta, è finita anche al centro di una durissima relazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone, secondo la quale sono stati disattesi i principi di buona amministrazione previsti dalla legge, evidenziando, si legge nella relazione dell'anticorruzione, una gestione disfunzionale dell'appalto che ha generato un notevole incremento del costo finale delle opere non ancora definito. L'autorità presieduta da Cantone ha disposto a suo tempo l'invio del provvedimento alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti, mentre il Comitato Trasversale delle Serre ha chiesto non solo l'accelerazione del cronoprogramma, ma anche il commissariamento del compartimento regionale ANAS della Calabria, ritenendo fondamentale fare chiarezza sulle responsabilità che hanno determinato questo scandalo nazionale. E intanto, lungo i cantieri, resta tutto fermo. La Camera di Commercio di Cosenza ha salutato la conclusione del progetto Crescere Imprenditori e presentato i risultati del premio Eccellenze Calabresi. Vediamo. Con la presentazione di 75 business plan elaborati da giovani aspiranti imprenditori della provincia di Cosenza, la Camera di Commercio ha salutato la conclusione del progetto Crescere Imprenditori.
Noi abbiamo aderito a questa iniziativa promossa dall'Unione Camere Nazionale, che ha stipulato una convenzione con ANPAL e con il Ministero del Lavoro. Grazie a questa convenzione abbiamo ottenuto un contributo economico e in seguito ad avviso pubblico abbiamo stimolato tutti i ragazzi della provincia di Cosenza, i cosiddetti giovani net, quindi i giovani non occupati in attesa di occupazione, che volessero avviare un'attività imprenditoriale a presentare domanda. Hanno presentato domande in 75, abbiamo quindi stipulato una convenzione con la locale università, con il Dipartimento di Ingegneria, e insieme a loro li abbiamo formati. Da questi ragazzi è venuta l'idea imprenditoriale, sono così stati sviluppati 75 piani d'impresa, grazie anche allo sportello, quindi progetto parallelo, lo sportello di autoimpiego che è operativo presso la Camera di Commercio con Invitalia. Questi 75 sono pronti a presentare la loro domanda per ottenere il finanziamento. Crescere l'imprenditore significa formare gli imprenditori per il futuro. Non si può inventare uno di fare l'imprenditore. Quindi con questo accordo nazionale noi oggi siamo una delle poche Camere nazionali che abbiamo già concluse. Le abbiamo formate in queste 5-6 sessioni, quindi iniziato da novembre 2016, i futuri imprenditori. Sono 75. Tutti hanno chiesto un finanziamento per poter aprire la propria attività e devo dire 3 con grande soddisfazione, che sono dall'artigiano al commercio ai servizi, hanno già aperto l'attività e hanno avuto già finanziamenti da Invitalia. Quindi questo significa preparare il futuro dell'imprenditore, ma in un modo concreto. Nel corso della serata sono stati presentati anche i risultati del Premio Eccellenze Calabresi, giunto alla terza edizione e organizzato dalla Camera di Commercio di Cosenza in collaborazione con l'Ordine dei Commercialisti di Castrovillari. È un premio importante perché non riguarda la provincia di Cosenza, ma riguarda l'intero territorio calabrese. La scelta viene operata dai 10 ordini e sull'indicazione di questi 10 ordini poi c'è una commissione formata da professionisti e professori universitari che sceglie il più meritevole, che viene dato il premio. Ora la pagina sportiva, vediamo. Quando non puoi vincere, allora non perdere. Si consola così Piero Braglia dopo il pareggio con la Regina, ma in cuor suo, probabilmente, rimugina sulla prestazione del suo Cosenza, sulle occasioni sprecate, forse sulle scelte fatte e su quelle possibili, e su quell'unica sbavatura difensiva che ha compromesso il successo nel derby al Marulla. Pubblico, riflettori, telecamere. Lo scenario perfetto per i rossoblù, alla ricerca di una gara utile per spiccare il volo e aggiungere ulteriore valore a una serie positiva già di per sé importante. Una partita da non sbagliare per gli Amaranto per continuare una marcia intrapresa tempo fa e crescere in autostima. Copione rispettato nel primo tempo con i lupi aggressivi e arrembanti e la Regina di Maurizi, ordinata e concentrata, votata più che mai al sacrificio per resistere agli assalti di un Cosenza intenzionato a passare in vantaggio. Difesa Amaranto sotto pressione, dubbi sul tocco di mano di Pasqualoni che tira un sospiro di sollievo ma poi ci ricasca e la sua spinta su Perez convince il direttore di gara a concedere il calcio di rigore che vale il 7° gol di Mirko Bruccini. Vantaggio in tasca e una ripresa da giocare, sfruttando gli spazi concessi da un avversario che vuole rientrare in partita, che però resiste strenuamente e alla fine ci riesce a rientrare in partita, con cinismo e lucidità, caratteristiche che sarebbero servite anche ai padroni di casa, insieme a una buona dose di fortuna, per effettuare un nuovo sorpasso. Tentativi e desideri finiti sul legno colpito da Dorazio, nel rosso mostrato da Manuel Pascali, nell'esultanza di Maurizi al 7° cielo per aver compiuto la sua missione. Noi ci abbiamo provato tutta la partita. Non disputando una partita bellissima, facendo anche qualcosa di buono. Abbiamo preso nel gol nell'unico tiro in porta di loro, perché è stato l'unico tiro in porta verso di noi. Vuol dire che doveva andare così, al di là che noi abbiamo fatto in quel frangente lì, abbiamo fatto degli errori perché non si permette a nessuno, anche perché i quinti sono 1 contro 1, perciò. Però si vede che doveva andare così, dai. Una prestazione di grande sacrificio, di grande reazione, ma voglio dire poi quando si pareggia va tutto bene. Quando si pareggia a Cosenza, che veniva dalla vittoria di Lecce in Coppa Italia, vinceva 2-0 a Catania domenica, voglio dire, quindi una squadra in grande salute, grande struttura fisica, grande organizzazione, non possiamo che essere contenti di questo pareggio, anche se, come dicevo prima, dal punto di vista tecnico, proprio la qualità tecnica del possesso palla non è stata delle migliori, ma nessuna delle due squadre.
La società del Rende si appresta a fare il salto di qualità per l'ambizioso obiettivo di costruire il nuovo stadio Marco Lorentzon. Siamo pronti a dare il via a questa grande opera, avendo già presentato il progetto. Il Comune ha sottoscritto il nuovo accordo con la società. Adesso manca l'ultimo tassello, che è legato alla firma dell'accordo di programma quadro che verrà sottoscritto nel mese di febbraio dalla Regione Calabria. Il nuovo Palazzo della Cultura e dello Sport sarà costruito secondo criteri avveniristici e con tempistiche particolarmente brevi. Dunque, prima della fine di questo mese è attesa una firma che consentirà alla città e alla società di voltare pagina ed intraprendere un percorso impegnativo ma allo stesso tempo stimolante, non solo per quanto riguarda l'ambito sportivo. E noi chiudiamo con le previsioni del tempo. Benvenuti nello spazio delle previsioni del tempo a cura dello staff di Meteo in Calabria. La saccatura alimentata da aria fredda di origine artica sta prendendo possesso in queste ore del bacino mediterraneo. Il minimo scavato da tale saccatura apporterà ancora instabilità sul territorio nazionale, nonché anche su quello regionale, per buona parte della settimana in corso. Proprio la nostra regione rimarrà comunque ai margini di suddetta circolazione, sottoponendosi anzi al richiamo di correnti più umide e meno fredde. Andiamo ora a guardare la situazione nel dettaglio per la Calabria nelle prossime ore. Mercoledì avremo condizioni di tempo variabile quasi ovunque, con schiarite alternate a rovesci, in particolar modo sui settori ionici centro-meridionali, dove le piogge associate potranno risultare anche moderate. Piogge deboli altrove, con nevicate a quote comprese tra i 1300 e i 1400 metri su Sila e Aspromonte e tra i 1200 metri e i 1300 metri su Pollino. Analizziamo ora il comportamento dei mari e dei venti. Mercoledì sul Tirreno avremo un'attenuazione sia del moto ondoso che dei venti, con i primi che saranno poco mossi e i secondi che risulteranno deboli di direzione variabile. Sullo Ionio, al contrario, i bacini risulteranno mossi a seguito della disposizione delle correnti da sud-sud-est. Bene, prima di salutarci rinnovo l'invito a consultare il nostro portale online all'indirizzo www.meteoincalabria.it, nonché alla nostra pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/meteoincalabria, dove potrete interagire direttamente con lo staff di Meteo in Calabria. Anche per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.